Do la parola alla dottoressa Antonella La Russa che viene dalla provincia di Trapani. Buonasera a tutti. Come è stato già detto, sono un po' emozionata, devo dire la verità, perché io sono una psicologa e mi occupo di un centro studi di Alcamo, la Matita. Quindi affrontiamo delle realtà che spesso si tende ad immaginare, ma non a vivere. Io ringrazio il Presidente Lombardo di avermi dato questa possibilità e anche al mio gruppo, perché sono onorata realmente di rappresentare le persone che mi circondano. Volevo dire soltanto una cosa e sarò breve. Oggi si è parlato tanto, si è dato voce a molti interventi, ma in questi interventi, e parlo più da psicologa ovviamente, che non da politica, ho notato troppa razionalità. È come se la realtà in cui viviamo venisse vista da occhi esterni e quindi si ha la possibilità di favorire una politica del dovere. Ho sentito tanto questo dovere, una politica del dover fare, una politica del dover essere. Io spero che questo nuovo progetto, che il Presidente Lombardo possa rappresentare una guida per noi giovani, una guida che dia la possibilità di vedere una realtà che non è oggettiva. La realtà che noi viviamo non è quella che noi vediamo, ma quella che vogliamo vedere. E spesso si parla della Sicilia, una Sicilia come la Sicilia ha dei problemi, la Sicilia è così, nella Sicilia ci sono delle difficoltà, è vero, ha molte difficoltà, ma coloro che non la vivono nella vita quotidiana non possono rendersi conto delle difficoltà, soprattutto di quelle famiglie che si trovano veramente in una condizione di disagio. Quindi io spero, assieme ai miei collaboratori, e ringrazio nuovamente il Presidente Lombardo, che lui possa rappresentare una guida per noi giovani e che ci possa permettere di sognare. Perché io noto con i ragazzi con cui lavoro, perché io mi prendo cura anche dei ragazzi e delle famiglie, perché seguo le famiglie, che spesso non si ha più voglia di sognare e mi vengono a dire dei ragazzi: ma perché studiare? Non ha senso, perché poi il posto è già assegnato. E allora spero che attraverso questo nuovo progetto si possa dare la possibilità a tutti di favorire una politica del saper fare, una politica che permetta la meritocrazia. Scusate dell'emozione, grazie.